Oggi siamo a Vicenza, siamo qui con Luigi. Luigi ha 18 anni. 3 anni fa comincia a star male, ha dei fortissimi dolori allo stomaco, coproporfiria ereditaria. Il dolore è costante, tutti i giorni. Oggi siamo venuti a chiedere a Luigi come un ragazzo di 18 anni può convivere con una malattia rara. Questa è una malattia del fegato, che c'è questo M che non svolge il suo lavoro, è Ok. una malattia del DNA. Io ho sempre dolori atroci alla pancia da piegarmi in due da 3 anni, nausea, tanta nausea, vomito, prendo 4 antibiotici al giorno, Sempre? sempre. Per quelli che hanno questa malattia gli fanno una specie di una terapia, la fanno nel collo, nelle vene del collo te le fanno, queste qui. Da 2 anni tu stavi così 2 anni e mezzo, sì. e ci hanno messo 2 anni a diagnosticarti. Hanno sempre detto che è un semplice virus intestinale La tua situazione è migliorata da quando ti hanno diagnosticato la malattia? e mentalmente sì. E cosa ti hanno detto? Che te la porterai dietro tutta la vita? Sì, sono stato fortunato. Abbiamo a Padova lì che studiano malattie rare. E tu mentalmente com'è che affronti l'idea di convivere tutta la vita con sta cosa qua? Sta peggio quello là che è in carrozzina che me. Penso a questo. Penso che c'è gente che sta peggio di me. I dottori qua a Vicenza, molti dicevano che ero un malato immaginario perché non trovavano niente. Si incazzavano anche quando li contraddivi. E tu cosa gli diresti a questi dottori adesso? I dottori non tanto. Quelli hanno problemi, si sentono di star male e i dottori magari gli fanno guarda che non è niente, se loro sanno di star male, che vadano comunque, che non si fermino lì. Durante la settimana, magari su 2 o 3 giornate, ho il fiato corto, ti dico, fiato corto. Ormai mi sono abituato, non mi fa più paura niente. E tu hai paura di morire? Vabbè, sì. La paura a cosa serve secondo te? Diciamo che è l'alleato della malattia. Anche la paura bisogna combatterla. Come la combatti la paura? Pensando a cose belle. Come si chiama il tuo dottore di adesso? Paolo Ventura, A Modena. Modena. No, è esperto proprio in questa malattia. E ti ha dato tanta speranza. Sì, Cioè ti ha fatto felice un po'. sì. Sono stati i soldi più spesi meglio nella mia vita, quelli là. A me piace viaggiare. Magari avere l'opportunità di andare in giro per il mondo. E adesso riusciresti a farlo o no? No, Tu si chiama porfiria e tu come la chiameresti? No, puoi prenderla anche per il culo. mi fa la compagnia per il resto della mia vita. Non posso prenderla per il culo. Sinceramente mi sono anche scordato come si sta bene. Non mi ricordo più come stavo prima una volta. E ti ha tolto la voglia di sognare questo? No, anzi mi ha insegnato che a me mi devo aspettare tutto dalla vita. E che niente è scontato. Sì, A 18 anni. qualsiasi età hai.